Se un soggetto si candidasse per l'organizzazione della kermesse con la possibilità di anticipare dei fondi, forse l'Expo Fontana Buona potrebbe vedere la luce anche quest'anno. I soldi ci sono, 18.000 euro che saranno stanziati ufficialmente lunedì dalla Camera di Commercio. Certo, sarà molto difficile anche perché i tempi sono strettissimi. Ma come si è giunti a questo punto? Facciamo un passo indietro. Nel 2017 l'Expo non era stata sorteggiata tra le iniziative finanziabili dalla Regione. I comuni della Valle, non solo, si erano mossi per trovare i fondi e la manifestazione era stata organizzata. Secondo Marisa Bacigalupo, presidente del GAL, le delibere risalivano alla primavera e c'era stato tutto il tempo per pensare all'organizzazione. Quest'anno invece, spiega la Bacigalupo, lo stato dei finanziamenti si perfeziona soltanto adesso ed è troppo tardi per partire. Poi la situazione economica del GAL è catastrofica, dice, ricordando che in 3 anni e mezzo l'ente non ha percepito un euro dal piano di sviluppo rurale, trovandosi così nell'incapacità di anticipare soldi o di pagare il personale già dimezzato e impiegato quasi a titolo di volontariato. La scelta dunque della Regione di finanziare l'Expo affidando la procedura alla Camera di Commercio, senza peraltro comunicare le cifre, avrebbe allungato i tempi? Non è d'accordo Paolo Corsiglia, membro di giunta della Camera di Commercio di Genova, che spiega: i fondi sono sempre stati dati a consuntivo e questo il Gallo sapeva. Piuttosto, sapendo che i soldi ci sarebbero stati, avrebbe potuto mettersi in moto per tempo. Non è colpa né della Regione né della Camera di Commercio. Corsiglia non nasconde un certo malumore per la vicenda, mentre la Bacigalupo spiega di non aver voluto far polemica, ma solo di aver presentato la fotografia della situazione. Ora, i 18.000 euro ci sono. Se nessuno li userà per Expo Fontana Buona, potrebbero tornare alla Regione o girati alle altre Expo regionali. Magari a Calvari, conclude Marisa Bacigalupo, si potrà pensare ad un altro evento, un po' più in là nel tempo rispetto ad agosto.